Veniamo su da Ponte di Piave praticamente, siamo venuti a fare un giro, ma però c'è molta gente. Speriamo che questo sia un indicatore di acquisti. Tanta gente però pochi acquisti. È stata questa la sensazione del venerdì degli sconti e delle offerte, almeno in centro a Treviso. Sicuramente il periodo economico incerto, ma anche l'allungamento dei giorni con prezzi molto convenienti, non ha dato subito il risultato economico che molti negozi invece si aspettavano. Ma come mai così presto? Perché domani è chiuso e io ho la giornata libera oggi. Non sono favorevole al Black Friday, alle spese in generali così consumistiche. Non sapevo neanche che era venerdì, guarda, ormai ho perso il conteggio dei giorni. Dobbiamo prendere un regalo. Però approfittate di questo venerdì oppure perché avete la giornata libera? È perché abbiamo necessità di averlo nei prossimi giorni. Aspetta la moglie. Sì. Ma perché avete deciso di comprare oggi approfittando del venerdì? No, avevamo il giorno libero. Quindi il venerdì Quasi tutti i venerdì. non c'entra niente di Black Friday? No, proprio niente. Però ne approfitta, voglio dire, di questo venerdì di offerte. Ah sì, certo. Aveva Prendiamo solo quello che serve. Poi c'è chi questo tipo di promozione proprio non lo utilizza. Perché non lo fate? Perché i prodotti che proponiamo ai nostri clienti non meritano di essere deprezzati in questo momento. Chiara l'analisi di questa mattinata da un occhio attento ed esperto come il presidente di Federmoda Treviso, Guido Pomini. Rispetto al solito decisamente sottotono, ma c'era da aspettarselo per tanti motivi. Il primo è quello che ben conosciamo, poi anche perché nel tempo comunque quello che era il venerdì nero è diventata la settimana, insomma si è allungato un po' il periodo e quindi ovviamente si diluiscono anche un po' le vendite. Giornate come queste, settimane come queste hanno ancora un senso? Ma io credo assolutamente sì, però al di là delle scelte del singolo imprenditore, alcuni momenti come i saldi, Black Friday ed altro saranno sempre, come dire, se ben interpretati, molto interessanti per il commercio.